Fingeva di vaccinare amici Novax per far avere loro il Green Pass. Un'infermiera cinquantenne, dipendente dell'ULSS 2 in servizio al centro vaccinale di Villorba, all'ex Maber, è finita nel mirino della procura trevigiana che ha aperto a suo carico un fascicolo. Gli investigatori della squadra mobile si sono recati ieri a Villorba per sequestrare i bidoncini utilizzati dall'operatrice per smaltire fiale e siringhe, accompagnandola poi in questura per essere interrogata. Il nostro messaggio è in primis che questa segnalazione è stata fatta dall'ULSS, dal Dipartimento di Prevenzione, dal dottor De Rui e dai suoi collaboratori. Ringraziamo la Polizia di Stato che sta facendo da tempo un buon lavoro. Diciamo a tutti i vaccinati che non si preoccupino, quindi non ci sono problemi, e poi siamo in attesa ovviamente della decisione del magistrato. L'indagine va avanti da settimane. All'infermiera vengono contestati reati di falso ideologico e omissione di atti d'ufficio. Una decina i conoscenti che avrebbero utilizzato questo escamotage e che a loro volta rischiano ora l'accusa di falso ideologico in concorso, a partire dalla donna che stava ottenendo proprio ieri, quando la polizia è intervenuta, il favore del falso vaccino. Resta il fatto che quello della cinquantenne sarebbe stato un comportamento ristretto a una cerchia di amici. Limitato ai conoscenti, quindi certamente non alla gran massa delle persone che sono state vaccinate e che continueranno a vaccinarsi. I cittadini che si sono vaccinati a Villorba, ribadisce il direttore generale Benazzi, possono stare tranquilli. Nel frattempo, in attesa che vengano completati gli accertamenti, la dipendente è stata sospesa dall'incarico. Questa nostra collaboratrice dall'oggi non è in servizio.